La Communitas Mestrenses ha sempre pensieri gentili per chi lavora sodo lontano dai riflettori, come le ostetriche, figure insostituibili nel portare a compimento quel piccolo, grande miracolo che è la nascita. Prendendo spunto dalla Giornata Internazionale dell'Ostetrica il 5 maggio, istituita negli anni '80 ma ancora poco conosciuta, il gruppo dei notabili mestrini rappresentato da Luciano Callegaro ha ideato il premio delle ostetriche. Innanzitutto il nostro gruppo, i nostri amici della Comunità Mestrenses è da dire che amavano fare e organizzare questo premio che veramente dà un po' di lustro a delle persone che magari non sono apprezzate per quello che veramente in effetti dovrebbero essere. Ecco, noi volevamo appunto sottolineare questo fatto che l'ostetrica al giorno d'oggi ha veramente un incarico veramente grande a far nascere i bimbi. Oggi abbiamo organizzato la seconda edizione, abbiamo premiato tutte le ostetriche che abbiamo ritenuto significative e questo è stato veramente per me un onore averle qui vicine e conoscerle di persona. Ostetrica dell'anno è stata proclamata Maria Lisa Fabris, che in 17 anni di attività ha visto nascere 1500 bambini, un'emozione ogni volta diversa. Assolutamente non è mai una routine, mi sento veramente onorata ogni volta che accolgo un bambino nelle mie mani. È un'emozione ogni volta poter accompagnare due genitori che lo sono già ma diventano concretamente il giorno della nascita del loro bambino. Da ultimo, Maria Lisa Fabris, ostetrica a Villa Salus, si è impegnata in particolare per la realizzazione della cosiddetta culla per la vita, l'evoluzione dell'antica ruota degli esposti. Si tratta fondamentalmente di questo spazio per poter abbandonare il neonato ad una madre che si trova comunque in difficoltà. Non vuole essere un'incitazione all'abbandono, ma anzi vuole essere un incoraggiamento a tutte quelle donne che veramente si trovano in difficoltà, sapendo di poter mantenere l'anonimato e garantendo al bambino un futuro probabilmente migliore di quello che gli sarebbe aspettato. Premiate anche Rossella Baretta, Francesca Casarin e Cinzia Giurni, e alla cerimonia ha preso parte anche Barbara Guarinoni, presidente del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche, una professione che è sicuramente cambiata nel tempo. Nel tempo una volta era consegnato alle levatrici e alle partere, a donne che avevano un'esperienza più pratica del parto e che per abitudine assistevano le donne, avevano acquisito una capacità, un'esperienza diciamo più tecnica e pratica. Nel tempo si sono istituite le scuole di ostetricia a livello universitario e pian pianino la figura della levatrice è stata sostituita da quella dell'ostetrica, che era colei che invece aveva avuto un percorso accademico per prepararsi a una professione dove conta molto l'aspetto pratico ma anche la preparazione ovviamente teorica e accademica. E oggi si diventa ostetriche scegliendo un corso universitario appunto di ostetricia che dura 3 anni dopo la maturità. Dopodiché c'è la possibilità di crescere ulteriormente con dei master, con degli altri corsi a livello universitario che specializzano ulteriormente la persona in vari rami dell'ostetricia stessa. A volere fortemente questo premio è stato il dottor Roberto Fraioli, in quanto ginecologo responsabile della sala parto in Villa Salus, sa bene quanto è importante il ruolo dell'ostetrica. Il rapporto fra il medico e l'ostetrica è un rapporto molto stretto. Dobbiamo lavorare nello stesso territorio che la sala parto su 2 livelli diversi. L'ostetrica si occupa a pieno titolo della fisiologia, cioè della normalità del parto, che segue in totale autonomia. Il medico, come responsabile della patologia, subentra quando ci sono problematiche, quindi è essenziale che la collaborazione sia assolutamente perfetta. Va detto che il ruolo dell'ostetrica oggi è un ruolo estremamente professionale. Oggi l'ostetrica è una laureata
in scienze ostetriche, quindi è un dottore in scienze ostetriche e quindi si occupa a pieno diritto della fisiologia, e la collaborazione fra il ginecologo e l'ostetrica è assolutamente necessaria per la donna, perché ci sia un buon parto in sicurezza e serenità. Quanti bambini nascono ogni anno a Villa Salus? Quest'anno credo che arriveremo sugli 800-900 parti, il 25% sono nati da donne extracomunitarie, non italiane. C'è una certa riduzione di questa quota, probabilmente anche qui si risente della difficoltà economica, molte persone, penso per esempio al gruppo etnico più presente che sono il Bangladesh per esempio, impiegati nelle industrie di Marghera, della Breda eccetera, che sono in grande ristrettezze o al porto, stanno tornando in patria. Quindi abbiamo non solo a Mestre, non solo nel Veneto, ma in tutta Italia questo fenomeno di una riduzione dei figli degli immigrati, perché stanno diminuendo gli immigrati, perché chi non lavora in Italia decide di tornare al suo paese. E in percentuale quanti sono i cesarei? Allora, nel nostro ospedale abbiamo circa il 26%, 26,5% di tagli cesarei, che è una percentuale buona relativamente alle percentuali italiane, che sono ben più alte. Non è buona, come per tutta Italia, rispetto a quello che vorrebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dovremmo correggere anche noi questo tipo di situazione. In Villa Salus ci stiamo provando in vario modo. Per esempio, una delle cose che obbliga a fare il taglio cesareo è la presentazione anomala del feto. Per esempio, quando il bambino si presenta con il sederino, in quella che si chiama presentazione podalica, questo ci obbliga a fare il taglio cesareo. Ecco, da circa 2 anni noi abbiamo accolto le indicazioni dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e facciamo il rivolgimento per manovre esterne nelle donne che accettano, che vogliono fare questa pratica, per girare questi bambini e portarli in posizione cefalica, riducendo così almeno la quota di cesarei legati a questa presentazione. E sempre attinente al tema anche il riconoscimento ad Annalisa Favaretto, che ha scritto la storia di Patatino per divertire suo figlio, ma anche tanti altri bambini. Questa idea è nata nel 2012, sempre a Favaro Veneto. Ho trovato un artista emergente di nome Nicola Langiù, che ha voluto farmi i disegni in bianco e nero sulla mia storia, un racconto che facevo sempre al mio bambino Alessio e che continuo a fare ancora, anche se ormai ha 6 anni. Poi ho trovato lo studio di architettura Berton di Favaro Veneto, che anch'esso mi ha aiutato nell'impaginazione e nell'impostazione grafica e dei colori di questo libro. Il ricavato del libro andrà in beneficenza a quelle associazioni come il Piccolo Principe che allietano la degenza dei bambini in ospedale.